Babbo Natale. Leggiamo per iniziare il nostro culto Isaia capitolo 9, versetti da 1 a 6. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce si risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu gli elargisci una gran gioia. Esso si rallegra in tua presenza, come uno si rallegra al tempo della mietitura, come uno esulta quando spartisce il bottino. Infatti il giogo che gravava su di lui, il bastone che gli percuoteva il dorso, la verga di chi li opprimeva, tu li spezzi, come nel giorno di Madian. Difatti, ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantello sporco di sangue, saranno date alle fiamme, saranno divorati dal fuoco. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace, per dare incremento all'impero e una luce senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Preghiamo. Grazie Signore per questo privilegio di essere qui, per lodarti, per imparare della tua parola, per offrirti questo culto, Signore. Grazie perché un giorno tu hai dato il tuo figlio per morire a posto nostro. Grazie, Signore, perché è soltanto in Cristo Gesù che abbiamo la salvezza. Che possiamo offrirti la vera lode stasera dal profondo del nostro cuore, Signore. Parla a ognuno di noi qui, in nome di tuo amato Figlio Gesù. Amen. Buonasera Chiesa, oggi io sempre dico la stessa cosa. Abbiamo una serata speciale perché abbiamo un momento con il nostro Signore. E oggi giorno del Natale, della Gamuv, speciale perché è nato il nostro Salvatore e spesso abbiamo il costume di ricordarsi del Natale come un momento in cui possiamo regalare a una persona che è cara per noi, o un fratello, o la mamma, o non lo so. Però dobbiamo ricordarsi che il regalo più grande ci è stato consegnato a noi, che è la nascita del nostro Signore, del nostro Salvatore. Quindi chi è contento qua di avere questo Salvatore? Dai ragazzi, un po' di gioia, amen. Che possiamo offrire un culto vero a Lui, un culto di gioia, di amore, di allegria, perché è un motivo veramente per quello. Amen. Cantiamo a Lui. Chi vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù è Re dei Re. Cantiamo a Lui. Chi scuote tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù è il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, toccando i pesi miei.
ciò che hai fatto in me. Chi spazza via la confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Sentiamo a Lui, questa è la grazia. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Io canto di ciò che hai fatto in me. Sentiamo a Lui. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Sentiamo ancora. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, di ciò che hai fatto in me. Amen, Chiesa, questo è il nostro Signore che ci ha, attraverso il suo Figlio, ci ha donato la grazia, e per questo che siamo qui, per questo che possiamo offrire un culto a Lui. Anche un privilegio di poter avere questo Dio che ci ha donato tutto, quindi che cantiamo sempre a Lui con gioia e con allegria. Loderò nelle valli e sulle montagne, se sono sicuro o se dominerò. Loderò se son solo o se circondato. La mia lode è l'acqua, nega il nemico, finché io respiro ho motivo per rendere lode al Signore, anima mia, lode al Signore, anima mia, però quando sento quando no,
fatto è solo per me. Non tacerò, il mio Dio vivo è, non riesco a tener questo solo per me. Non tacerò, il mio Dio vivo è, non riesco a tener questo solo per me. No, Se tu sei vivo, loda al Señor. Se tu respiri, loda al Señor. Se tu sei vivo, loda al Señor. loda al Signore. Se tu respiri, loda al Signor. al Signore. Noi che possiamo lodare a Lui in ogni momento della nostra vita, perché la nostra vita deve essere una lode al nostro Signore. Amen? Chi è d'accordo? Solo io? João? Solo noi siamo d'accordo. Vabbè. Alleluia, al Signore che regna su noi. Alleluia, al Signore che regna su noi. Signore che regna su noi. Alleluia. Alleluia. Al Signore che regna su noi.
santo, santo, sei Signore, Dio grande, degno è la me, degno è la me, tu sei santo. Cantiamo Chiesa. Sei Signore, Dio grande, degno è cantiamo ancora. Tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande. Sei Signore, Dio Santo, sei Signore, Dio grande, degno è la me, degno è la me. sei santo, Tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, degno è la me, degno è la me. Amen. sei degno, Signore. Tu sei santo, Padre, sei il nostro Signore. Vogliamo, Padre, consegnare tutti i cuori, tutti i nostri cuori a Te, Signore. Tutta la nostra vita, tutto quello che siamo, Padre, sono nelle Tue mani, Padre. Siamo nelle Tue mani, Signore. La nostra vita, Padre, è davanti a Te, Signore. Perché sappiamo che sei santo, sappiamo che sei grande, Padre, sappiamo che sei potente. Trasformaci, Signore. Guidaci, Padre, che possiamo essere, Padre, più simili a Te, Signore, che possiamo ricordarsi, Padre, che della Tua nascita, Signore, del Tuo sacrificio, Padre, di tutto quello che hai fatto per noi. Perché cantiamo, Padre, che sei santo, cantiamo che sei potente, Padre. Che possiamo ricordarsi, Padre, di tutto quello, Signore, che è successo con Te, Padre, in quella croce, Signore, tutto il sacrificio, Padre, che hai fatto per noi, Signore. E se oggi siamo qui, è tutto per quello, Padre, tutto per quello che hai fatto, Signore. Quindi, Padre, fai nascere nei nostri cuori, Signore, questo amore, Padre. Fai diventare sempre più grande, Padre. Fai diventare, Signore, sempre più profondo, Padre. Che possiamo capire ogni giorno, Signore, il Tuo sacrificio, Padre. Ogni giorno, Signore, il Tuo amore, Padre. Che il giorno di Natale, Signore, non sia un giorno solo che possiamo regalare uno all'altro, ma che sia un giorno che ci ricordiamo, Signore, di Te, Padre. Ci ricordiamo del Tuo amore, Signore. Grazie, Padre. Grazie perché hai mandato il Tuo Figlio, Signore. Grazie per la Tua grazia, Signore. E grazie per il Tuo amore. Lui non aveva alcuna bellezza o maestà che potesse attrarci. Lui non aveva nessuna apparenza a desiderare.
fu rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori, il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'offerta per la colpa lui la presentò, per esaudire il creatore lui morì, affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amore si consegnò per potermi salvare. Fu rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori, il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'offerta per la colpa lui la presentò, per esaudire il creatore lui morì, affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amore si consegnò per potermi salvare. Tu sei l'agnello che per i nostri peccati fu calpestato senza dir una parola sola, al dolore si arrese fino alla morte, egli versò la sua vita, provando l'ira amara, dando la sua dolce grazia per perdonarci vita. La 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 la. Grazie Signore che possiamo capire il tuo amore, che possiamo capire il tuo sacrificio, Signore, che possiamo capire tutto quello che hai fatto per noi in croce, Signore. Grazie Padre perché sei stato lì, non meritavi nulla di quello e anche così sei andato lì in croce. Invece noi che meritavamo tutto, siamo qui liberi, potendo offrirti un culto, potendo dichiarare il nostro amore verso di te. Grazie Padre, grazie per tutto che hai fatto, Signore. Ti consegniamo a questa lode, ti consegniamo a questo culto, ti consegniamo i nostri cuori, la nostra vita, tutto quello che siamo, tutto quello che abbiamo. Mettiamo nelle mani tue, Signore. Grazie Padre. Amen. Potete sedervi. Ciao a tutti, buonasera. Molto bene. Beh, oggi quello che
abbiamo parlato per questi giorni, gli ultimi giorni, il nostro culto di Natale. Non so voi, ma è proprio una data che mi piace tantissimo, no? Mi ricordo quando ero a casa ancora di mia mamma, che mangiavamo tanto, c'era proprio la cena, no? Del 24, della vigilia, facevamo anche dei giochi, era veramente una roba bellissima. E non so voi, ma io praticamente mi aspettavo tutto l'anno che arrivasse proprio il Natale, perché era un periodo bellissimo. E siamo arrivati quindi al culto di Natale. Beh, quello che è stato detto già questa sera, no? Che Natale, per noi che siamo cristiani, sappiamo benissimo che è la data in cui celebriamo la nascita di Gesù Cristo. E no, diversamente di quello che è la data, volevo proprio condividere con voi un po' di quello che è stata la nascita di Gesù, ma soprattutto parlare un attimo di quello che è la storia del Natale, no? Il giorno 25, che per noi cristiani sappiamo molto bene che non è proprio questa data che Gesù è nato, vedremo un po' insieme. Poi volevo proprio soffermarmi nella persona di Gesù Cristo, perché parlare di Natale senza parlare di Gesù Cristo è proprio una roba strana. E quindi tanti di noi magari durante questi piccoli gruppi che abbiamo passato e trascorso durante tutto questo anno, no, di Agamove, 1 anno e mezzo, 1 anno e 4 mesi più o meno, diverse volte c'è stata la domanda: ma chi è Gesù? E la risposta è sempre stata quella, no? Sì, lui è il Messia, che non è di tutto sbagliato, anzi, lui è veramente il Messia. Però oggi vedremo insieme che non è solo questo della persona di Gesù Cristo. Ma facendo un passo all'indietro, di come vi dicevo prima, perché il giorno 25 è stato quindi scelto per essere il giorno della nascita di Gesù Cristo? Nell'epoca dell'impero romano, durante il periodo in cui Costantino era l'imperatore di Roma, che abbiamo anche visto questo qua durante la riforma protestante, il culto della riforma, la religione principale era il cristianesimo, è diventata proprio il cristianesimo con Costantino. Perciò molti storici dicono che, e sostengono soprattutto, che si trattò soltanto di una mossa politica, perché Roma in quel periodo era proprio diviso tra Oriente e Occidente. La parte orientale c'era Massenzio, che era una persona che andava sempre allo scontro contro Costantino, e loro non erano proprio d'accordo. Costantino quindi ha deciso di far diventare il cristianesimo come la religione principale dell'impero, appunto per unificare l'impero un'altra volta. E qual era il problema? Il problema era appunto quello che se il cristianesimo praticamente non fa esattamente quello che devi fare nella vita di un cristiano, diventa proprio un problema, perché noi quando accettiamo Gesù Cristo nella nostra vita dobbiamo avere proprio questa trasformazione radicale. Quindi tante cose pagane sono entrate all'interno della Chiesa e questo è diventato un problema per la Chiesa e soprattutto per quello che si è sviluppato ed è accaduto nella riforma protestante. Ma soprattutto cosa succedeva a Roma in quel periodo? Sappiamo che in quel periodo c'erano tantissime persone a Roma, c'erano gli ebrei, i cristiani, c'erano soprattutto quelli che adoravano al dio che si chiamava Mitra. Il dio Mitra era proprio il dio e loro facevano il culto al dio Sole. Che cosa c'entra con Gesù Cristo? Allora, il giorno in cui era appunto il giorno del culto a questo dio era il giorno 25 dicembre. Il giorno del 25 dicembre cascava anche il giorno del solstizio d'inverno, che era il giorno più corto dell'anno, in cui tutti rendevano un culto e sapevano esattamente che da allora in poi il sole sorgeva ancora più trionfante, quindi era il giorno più corto dell'anno. Quindi quando loro rendevano questo culto al dio Mitra, cosa ha fatto Costantino? Adesso prendo questa data, metto Gesù Cristo in mezzo, accontento tutti quanti e sarà proprio bellissimo.
farò felici i cristiani, farò felici anche questi qua che adorano il Dio Mitra, e sarà proprio una risoluzione che ho trovato. Il problema qual era? Il problema, come vi dicevo, è che il cristianesimo non è proprio questa cosa. In più, alcuni storici dicono che lui voleva accontentare i Saturnali. Chi erano i Saturnali? I Saturnali erano appunto una festa al dio Saturno, che c'era il suo figlio Giove. E loro praticamente cosa facevano? Volevano appunto ripristinare una parte dell'epoca, cioè della storia, in cui loro avevano tanta abbondanza. Quindi una curiosità è che appunto gli schiavi, come abbiamo visto quando stiamo studiando la lettera ai Colossesi, c'era quella famiglia in quell'epoca, quindi c'erano i schiavi, c'era il patrus familia, quindi anche gli schiavi potevano in quel giorno scambiarsi appunto quel loro padrone, appunto per avere questa idea di quello assaggio, no? Di sapere esattamente com'era essere proprio un signore, essere un padrone. E quindi perché volevano appunto avere quell'epoca e soprattutto quell'area di prosperità un'altra volta nella loro vita. E un'altra curiosità, quando vedete appunto quell'alone, quello nimbo, quando noi vediamo magari, non so, una fotografia o un dipinto di Gesù Cristo, molto probabilmente è perché loro volevano appunto fare Gesù Cristo diventare il Dio Sole. Quindi ampiamente associato a questa cosa, che era il Dio Sole, cioè il Dio Mitra. Ma perché è importante sapere queste cose? Io dico che è importante conoscere la storia, ma per noi che siamo cristiani, il giorno 25 di dicembre, se noi crediamo nel nostro cuore e sappiamo esattamente che Gesù Cristo è il nostro Signore, approfittiamo questa data per dire una parola, soprattutto per dire a quelle persone che credono ancora in Babbo Natale, e non è niente contro di te, va bene? Io so che sei venuto di Babbo Natale. Però per queste persone che credono ancora nel Babbo Natale, di dire guarda che questa data per noi che siamo cristiani è perché Gesù Cristo è nato. Il nostro Signore è nato. E perché volevo proprio soffermarmi nella persona di Gesù Cristo? Perché noi sappiamo che Gesù Cristo non è soltanto il Messia, ma nella persona di Gesù Cristo possiamo trovare 3 cose che sono fondamentali di quello che noi possiamo vedere nella Bibbia. Apriamo le nostre Bibbie, Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 1, leggeremo fino al versetto 10. Dice così: in quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Chirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare ciascuno nella sua città. Da Galilea, dalla città di Nazaret, anche Giuseppe salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto. Ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo collocò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e furono presi di gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. Fin lì. Quindi questo è quello che Luca ha scritto, che parlava appunto della nascita di Gesù Cristo. Però la domanda è: perché Gesù Cristo è nato? Vedremo un po' più avanti, soprattutto il perché, cioè il proposito per cui Gesù Cristo è nato. Però, come noi abbiamo detto, il vero significato del Natale è la nascita di Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo, come abbiamo visto, ha avuto proprio un inizio molto semplice,
ha avuto una famiglia come tutti noi, ha vissuto da uomo, cioè ha avuto le stesse difficoltà, ha avuto le stesse cose che noi abbiamo avuto, ma soprattutto lui è nato in una situazione molto particolare. Il momento in cui si trovava Israele in quel momento era un periodo molto buio, no? Era un periodo molto complicato. Però quando noi vediamo la nascita di Gesù Cristo dobbiamo capire il perché Gesù Cristo è nato. Quindi, tornando adesso, facendo proprio un passo all'indietro, apriamo le nostre Bibbie in Genesi capitolo 3, versetto 15. Dice così: io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti scaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Alcune traduzioni portano appunto questa parola qua come seme. Gesù è venuto per collegarci un'altra volta con il nostro Dio. Punto. Questa è per salvarci, è quello che vedremo un po' più avanti, però quello che è successo nel giardino portò quindi questa inimicizia tra noi e il nostro Signore, il nostro Dio. Gesù Cristo è venuto appunto per consegnare la sua vita per ognuno di noi affinché noi potessimo un'altra volta avere questo rapporto con Lui in maniera diretta. Però noi dobbiamo capire che questa è stata una promessa del nostro Signore. E la prima promessa è stata data in questo versetto qua, in Genesi capitolo 3, versetto 15. Nel momento in cui Adamo pecca nel giardino, Dio si rivolge verso del serpente e gli dice: io porrò inimicizia tra te e la donna. Quando parla di seme, parla appunto di Gesù Cristo. Quindi questa promessa va a compiersi poi tanti anni dopo nel testo che abbiamo appena letto di Luca capitolo 2. Che parla appunto di Gesù Cristo come quella persona, quel seme che doveva appunto venire per riscacciare il capo del diavolo. Quindi quello che noi dobbiamo capire è che quello che ci ha separato del nostro Signore è stato il peccato. Il peccato che fa parte della nostra vita perché noi siamo carnali. Adesso noi siamo giustificati attraverso il sangue di Gesù Cristo, ma soprattutto dobbiamo capire che continuiamo ancora ad avere questa natura peccatrice dentro di noi. Noi saremo appunto trasformati, saremo appunto glorificati con il nostro Signore quando Gesù Cristo tornerà. Però in questo momento continuiamo ad avere la nostra natura peccatrice. Ma questa era una promessa del nostro Signore che si è compiuta in Gesù Cristo. Quando noi vediamo questo relato qua, cioè questo testo qua di Luca capitolo 2, possiamo capire esattamente quello che doveva avvenire. Però la risposta che vi avevo fatto la domanda prima, cioè Gesù è soltanto il Messia? Assolutamente no. Gesù è anche altre cose. Per quello dobbiamo leggere il testo di Matteo capitolo 2 versetto 11. Che dice così: entrati nella casa, che è praticamente lo stesso testo che racconta la stessa cosa, però di una maniera diversa. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre. Prostratisi, lo adorarono e aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Questi tre stavano portando dei regali al Signore Gesù Cristo. Però lui era ancora un bambino. Lui era ancora un neonato. Quindi, cosa devo portare a un neonato appena nato? Strano, no? Questi regali. Oro, incenso, mirra. Ma come mai? Questo bambino qua non sa nemmeno cosa vuol dire incenso, mirra, cioè oro. Perché loro sapevano già che Gesù Cristo era appunto il Messia. Cioè, portarono oro perché lui era il re dei re. Hanno portato incenso perché sapevano che lui era il sacerdote. Hanno portato mirra perché sapevano che lui era il profeta.
Quindi queste tre cose possiamo trovare nella vita di Gesù Cristo, nella persona di Gesù. Lui è il nostro Re dei Re. Lui è il profeta che loro, cioè il popolo, i giudei, aspettavano tanto. E lui è il nostro sacerdote, che è quello che è venuto per darci un'altra volta la possibilità di avere un rapporto con il nostro Signore. Ok, ma quindi se loro hanno riconosciuto questa cosa, dove possiamo trovare nella Bibbia esattamente queste cose? Quindi il primo punto, se loro hanno consegnato oro, vuol dire che Gesù è il nostro Re. Apocalissi, capitolo 19, versetto 16. Dice così: e sulla veste e sulla coscia portava scritto un nome, Re dei Re e Signore dei Signori. Quindi il nostro Gesù Cristo è il nostro Re, è il nostro Signore. Lui è Re e Signore dei Signori. Un altro testo, 1 Timoteo, capitolo 6, versetto 14. Ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia e irreprensibile fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal beato e unico sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori. La Bibbia parla esattamente di questo Re, di questo Gesù Cristo, in cui tutti i magi hanno avuto proprio questa, cioè hanno conosciuto, hanno percepito subito, nel momento in cui è nato, che lui era il Re dei Re. Ma Gesù è anche il nostro sacerdote, quello che è il responsabile per entrare nel Tempio, nel Santo dei Santi, appunto per consegnare l'offerta e per avere quindi il perdono, tra virgolette, perché noi sappiamo che se ci fosse stato il perdono dalla parte del nostro Signore nell'Antico Testamento, non ci sarebbe stato quindi Gesù Cristo. Quindi Gesù è il nostro sacerdote, è quello che si è consegnato per darci la possibilità appunto di avere un'altra volta il rapporto con il nostro Dio. Quindi cosa faceva il sacerdote? Rappresentava il popolo davanti a Dio. Quando Giovanni Battista ha visto Gesù Cristo, qual è la cosa che ha detto? Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 29. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi il sacerdote ha la funzione di rappresentare, ha lo scopo di rappresentare il popolo davanti a Dio. Ebrei, capitolo 5, versetto 6. Altrove egli dice anche: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Vuol dire che Gesù adesso non è più dell'ordine di Aarone, che era quella comune, cioè veniva proprio dalla parte di Aarone, ma di Melchisedec, che era quello prima che aveva consegnato tutto quello ad Abramo, cioè tutto quello che doveva consegnare ad Abramo. Quindi Gesù, la Bibbia ci dice che viene ancora prima di Aarone, perché lui, come abbiamo visto in tutti questi mesi qua nella lettera ai Colossesi, lui esisteva già. Lui esisteva già. Quindi si è offerto anche come sacrificio perfetto, anche in Ebrei, capitolo 9, versetto 26, che dice così: in questo caso egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. La Bibbia ci dice che ci è bastata una volta sola. Lui si è consegnato una volta sola. Io so che oggi stiamo parlando di nascita di Gesù Cristo, ma non possiamo, dimenticare di quello che lui ha fatto per noi come sacerdote. Quindi lui continua ad intercedere per noi continuamente. Ebrei capitolo 7, tornando adesso, versetto 25, che dice così: perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive
sempre per intercedere per loro. Gesù intercede continuamente per noi. Lui è il nostro sacerdote, è il nostro avvocato, come dice Giovanni nella prima lettera, capitolo 1. Lui è il nostro avvocato, lui è il nostro sacerdote. Però lui è anche il nostro profeta. Quando il popolo di Israele è stato portato in Egitto, di sicuro hanno preso delle cose che magari gli egiziani avevano come usanze, ed era il fatto di imbalsamare i corpi. È la stessa cosa, ad esempio, di un italiano che magari va in Brasile, o no, e che vedi tutti i brasiliani che mangiano la pizza col ketchup, e dopo un po' dicono così: cameriere, mi porti il ketchup perché voglio mangiarlo anch'io. Vero? Non penso proprio. Però di sicuro, prendiamo un po', no? Di abitudini, di usanze, quando noi viviamo e siamo inseriti in un contesto, in un popolo. Ad esempio, i brasiliani che arrivano qua, magari durante il pranzo, durante la cena, invece di mangiare riso, fagioli e carne, mangiano la pasta. È normale. Quindi quello che il popolo di Israele ha preso appunto come, un'usanza degli egiziani è stato il fatto di imbalsamare i corpi. Nel momento in cui quel mago arriva con questo regalo, la mirra, è perché lui vedeva già il sacrificio che Gesù doveva fare. E nella Bibbia troviamo esattamente questa promessa, cioè questa profezia, che il profeta che doveva venire doveva morire per il suo popolo, doveva consegnare la sua vita al suo popolo. Quindi, cosa vuol dire un profeta? Il profeta è la stessa cosa che noi troviamo oggi nella figura del pastore all'interno di una chiesa. Era esattamente quello che rappresentava nel Vecchio Testamento, era il portavoce di Dio a tutto quel popolo là. Quindi, quando noi apriamo le nostre Bibbie in Deuteronomio capitolo 18, versetto 15, dice così: per te il Signore il tuo Dio farà sorgere in mezzo a te fra i tuoi fratelli un profeta come me, a lui darete ascolto. Mosè stava parlando di Gesù Cristo, stava parlando al popolo: guarda che sorgerà in mezzo a voi un profeta come me, che ha un contatto diretto col nostro Dio, che avrà la stessa ed identica cosa che io ho, cioè io ho la capacità di andare nel monte, prendere la tavola dei comandamenti, però a questo che arriverà voi dovete dare ascolto, perché lui verrà e cambierà un sacco di cose. Cambierà un po' la legge, cioè quello che magari siete abituati ad ascoltare, magari siete abituati a fare, questo verrà e farà tutto diverso. Lui verrà e cambierà un po' le cose. E quando Mosè parla esattamente di questa cosa, quando consegnano mirra, vuol dire che loro sapevano già che Gesù Cristo sarebbe stato sì il profeta, che loro aspettavano tanto. C'è un versetto in Ebrei che parla, Ebrei capitolo 10, che parla che Gesù Cristo era l'ombra delle cose che dovevano avvenire. Leggiamo insieme questo testo. Versetto 1, dice così: la legge infatti possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò, con quei sacrifici che sono offerti continuamente anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Quindi, ho visto un'altra volta un'illustrazione che volevo portarvi adesso. Immaginate quindi che qua c'è la luce e io non riesco a vedere cosa c'è dietro a me. Però io vedo praticamente, la forma di quello che c'è dietro a me. Questa luce fa quindi un'ombra, progettando davanti a me una cosa che io praticamente cerco di capire. Quindi facciamo finta che sia la mia mano qua. Io non vedo la mia mano, ok? È sopra di me oppure dietro a me. Nel momento in cui
io vedo questa mano qua, io praticamente percepisco esattamente la sua forma, no? Quando Gesù Cristo è entrato quindi nei paraggi, quella ombra che loro vedevano nella scrittura arriva e loro dicono: caspita, è esattamente quello che abbiamo letto nel Vecchio Testamento. Giovanni capitolo 5 versetto 32 o 39 se non mi sbaglio dice così: voi, quando lui parlava ai farisei, voi credete che attraverso le scritture avete la vita eterna, ma sono le scritture che parlano di me. Quindi tutto quello che noi abbiamo letto nel Vecchio Testamento parla di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento, perché lui è venuto esattamente per adempiere tutto quello che c'era scritto su di lui. Quindi immaginate questa ombra che adesso arriva nei paraggi, io inizio a guardare e dico: caspita, è esattamente quello che io ho visto. È un'ombra. Quindi Gesù Cristo era il profeta. Quindi non era soltanto il Messia, ma era il re dei re. Era un sacerdote, ma era il profeta. E quando tutti parlavano magari con Gesù Cristo, anche con i discepoli, dicevano: ma lui è il profeta. Non chiedevano: ma lui è un profeta. Chiedevano: lui è il profeta. Perché sapevano esattamente che doveva venire questo profeta. E tante volte noi facciamo questa domanda: ma perché Gesù Cristo quindi si è fatto uomo? Prima cosa, per salvarci, un sacrificio umano perfetto, quello che abbiamo appena letto qua nel libro di Ebrei, nella lettera agli Ebrei. Poi per entrare in relazioni con noi, perché lui provò fame, stanchezza, tristezza. Terza cosa, per rivelare Dio, perché doveva dimostrare il carattere divino del nostro Signore. Era impossibile, cioè la Bibbia dice che nessuno ha mai visto Dio. Però quando noi guardiamo la persona di Gesù Cristo, noi possiamo vedere Dio. Ed è attraverso questa cosa che Gesù Cristo si è rivelato e soprattutto ha rivelato la grandezza del nostro Dio. Ma, ok, però qual era lo scopo esattamente della venuta di Gesù Cristo? Il primo punto, come vi ho detto, è per dimostrare chi era Dio. Ha rivelato amore, compassione e la giustizia di Dio. Giovanni capitolo 1 versetto 18 dice così: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Quindi lo scopo era rivelare il nostro Signore. Secondo, per essere il nostro esempio. Di cosa? Di umiltà, di amore, di obbedienza. Quindi, prima Pietro, capitolo 2, versetto 21. Infatti, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Cristo ci ha dato un esempio. Dico sempre, lui era una persona che era coerente. Tutto quello che diceva, lui faceva. Quindi ha dato l'esempio. La terza cosa, per distruggere il peccato e il male. Gesù ha sconfitto il peccato. Gesù ha proprio sconfitto il peccato e le opere del diavolo. Quindi, prima Giovanni, capitolo 3, versetto 8. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Gesù Cristo è venuto per distruggere il peccato. Se oggi tu hai veramente Gesù Cristo nella tua vita, sai che il peccato non ha più il potere sopra la tua vita se tu hai la giustificazione attraverso il sangue di Gesù Cristo. Tu continui ad avere la tua natura peccatrice, ma adesso io sono sicuro che Dio non ti guarda più come proprio quella persona peccatrice, ma Lui ti guarda attraverso il sangue di Gesù. Lui ti guarda perché tu sei giustificato attraverso il sangue di Gesù.
Continuiamo ad essere peccatori, ma adesso siamo giustificati perché c'è stato Gesù Cristo per noi su quella croce. Quindi, il quarto punto, è venuto per salvare l'umanità. Ebrei capitolo 10, versetto 10. Dice così: in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Questo testo è bellissimo perché dice esattamente che Gesù è venuto per riconciliare il popolo, cioè per riconciliare l'umanità. E il quinto e ultimo punto: adempiere le promesse di Dio. Quindi lui era, come vi dicevo, il re eterno e continua a essere il re eterno, discendente di Davide. Luca capitolo 1, versetto 33. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Bellissimo, perché noi sappiamo esattamente che Gesù Cristo è venuto per adempiere tutte le promesse, per adempiere esattamente le promesse del nostro Dio, iniziando in Genesi e che continua finora, perché sappiamo che un giorno Lui ritornerà. Quindi quello che noi possiamo esattamente capire questa sera è che Gesù Cristo è venuto come re, come sacerdote, come profeta, ma di una cosa io sono sicuro. E quindi volevo anche chiamare il gruppo di lode qua, adesso, che stiamo arrivando alla fine. Che Natale non è soltanto, sai, scambiare dei regali, è anche bello, no? Sono sicuro che anche quelli che magari ricevono dei calzini, delle mutande, si arrabbiano tantissimo, vero? Amico X, cosa riceve? Un paio di calzini e sono tutti contenti, no? Felici, io no. Quindi quando facciamo esattamente queste cose, non regalarmi calzini, va bene? Però non è soltanto, sai, un periodo in cui dobbiamo scambiare dei regali, ma forse la cosa più importante è che noi dobbiamo ricevere il regalo più prezioso che abbiamo nella nostra vita. Questo regalo è Gesù Cristo e noi dobbiamo riceverlo nella nostra vita come Signore e Salvatore della nostra vita. La Bibbia ci dice nella lettera ai Romani capitolo 10 versetto 9 che se con la nostra bocca confessiamo il nostro Gesù Cristo come Signore, noi saremo salvati. Quindi il periodo natalizio è più che regalare qualcosa a qualcuno, ma avere il cuore che nella nostra vita dobbiamo ricevere questo regalo della nascita di Gesù Cristo. Noi non abbiamo fatto niente. E se continuiamo a credere che dobbiamo fare qualcosa per ricevere qualcosa del nostro Signore Gesù Cristo, stiamo sbagliando. Perché noi non dobbiamo fare proprio niente. Gesù è venuto senza chiederci se poteva o meno venire, perché doveva adempiere, sai, le promesse. Ma siamo noi a decidere se noi vogliamo o meno averlo nella nostra vita. Quindi noi non sappiamo esattamente quando Gesù è nato. Se è nato, logicamente non a dicembre, ma forse alcuni teologi dicono che è stato nato a marzo, nello stesso periodo della Pasqua, altri dicono che è nato a settembre, nella festa dei tabernacoli, ma per noi non è importante sapere esattamente la data. Per noi è importante aprire il nostro cuore e sapere esattamente che Gesù Cristo è nato e che Lui deve nascere esattamente nella nostra vita. Perché Lui è il nostro Re dei Re,
Lui è il nostro Signore, Lui è il nostro profeta, Lui è il nostro sacerdote. Quindi volevo invitarti adesso a alzarti in piedi. Invitarti a chiudere i tuoi occhi, che in questo momento pregheremo. E come vi dicevo prima, ricevere questo regalo non è difficile, cioè basta ricevere. Se qualcuno magari in questo momento dovesse, non so, regalarti qualcosa, tu diresti no, di sicuro no. Tu soltanto diresti grazie per avere veramente ricordato di questo momento. In questo periodo Gesù Cristo è nato nel nostro cuore, che è la cosa più importante. Quindi io volevo fare 2 preghiere in questo momento. La prima per quelli che non hanno accettato ancora Gesù Cristo come Signore e Salvatore nella sua vita, e la seconda esattamente affinché noi potessimo più che altro aprire il nostro cuore per questo prossimo anno che si inizia, e affinché noi possiamo veramente capire che nel momento in cui abbiamo Gesù Cristo nella nostra vita qualcosa deve cambiare. Quindi in questo momento, per quelli che vogliono accettare Gesù Cristo come Signore e Salvatore della sua vita, potete alzare la mano, che noi pregheremo per te in questo momento. Tu che hai capito magari il messaggio stasera e hai capito esattamente la persona di Gesù Cristo, se c'è qualcuno qua che vuole accettare Gesù Cristo come Signore, puoi alzare la mano e che noi pregheremo per te. Amen. Amen. Signore, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti in questo momento affinché la tua vita, Signore, sia dentro di noi, affinché i nostri cuori, Signore, siano veramente aperti per ricevere, Signore, la persona di Gesù Cristo nella nostra vita, il Messia, il Re dei Re, che merita, Signore, tutto il nostro onore, tutta la nostra gloria. Il sacerdote, grazie perché adesso possiamo parlare e avere questo contatto diretto con te per quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce per noi. Grazie, Signore, per essere questo profeta che è venuto qua, ci ha dato tutta la teologia che oggi abbiamo, tutta la certezza che abbiamo della tua parola, affinché possiamo, Signore, seguire, possiamo, Signore, basarci sulla verità che non cambia soltanto, Signore, il nostro stato di spirito, ma soprattutto la nostra condotta. Grazie, Signore, per essere questa persona, per essere veramente questo Dio nella nostra vita. Che il prossimo anno, Signore, che si inizia, che possiamo veramente avere un cuore aperto, affinché tutto quello che noi abbiamo visto e tutto quello che noi abbiamo ascoltato questa sera possa veramente fare e dare dei frutti nella nostra vita. Signore, vogliamo anche chiederti che tutto quello che noi dobbiamo fare nella nostra vita sia basato sulla tua parola, affinché tutto quello, Signore, che dobbiamo fare attraverso il tuo nome sia fatto, Signore, con diligenza, Signore, sia fatta veramente con tanto impegno, ma soprattutto sapendo che tu sei il Signore della nostra vita e che tu meriti, Signore, l'onore e la gloria. Nel nome santo di Gesù, che il Natale, Signore, sia un periodo in cui siamo sì, Signore, in famiglia, ma che soprattutto noi non lasciamoti da parte, perché sappiamo che tu sei il lievitato di onore. Tu devi nascere, Signore, nei nostri cuori. Magari persone che sono qua, che hanno
magari subito tante di quelle tribolazioni, Signore, in questo anno, tanti di quei problemi hanno subito quest'anno, che loro possono avere veramente, Signore, questa fiamma dentro il loro cuore, la rinascita magari, ma non della parte di cose che stanno succedendo o che stanno accadendo, Signore, all'intorno a loro, ma di un Gesù Cristo, Signore, che nasce e che porta veramente questa fiamma e che li fa, Signore, veramente credere un'altra volta e che abbiano, Signore, veramente quella fede, Signore, del tuo nome, che le difficoltà, Signore, che tutte le tribolazioni, Signore, che abbiamo vissuto in quest'anno siano veramente passaggeri, Signore, nel nome santo di Gesù, perché oggi che tu possa veramente ricaricarci, Signore, della tua forza, del tuo spirito, e che Gesù Cristo, Signore, sia veramente la persona e l'invitato d'onore per la nostra vita, da oggi in poi, nel nome santo di Gesù. Signore che regna su noi. Alleluia. Alleluia. Al Signore che regna su noi. Sei santo, santo, sei il Signore, Dio grande, degno è l'agnello, degno è l'agnello, amen.
degno è l'Agnello, tu sei santo. Cantiamo Chiesa. Santo, sei Signore, Dio grande, degno è l'Agnello, degno è l'Agnello, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, degno è l'Agnello, degno è l'Agnello, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, degno è l'Agnello, Cantiamo Chiesa, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, degno è l'Agnello, degno è l'Agnello, santo, sei Signore, Dio grande, degno è l'Agnello, degno è l'Agnello, amen. Grazie Dio, sei degno, sei meraviglioso, sei potente. Regni su di noi, Padre. Ti chiediamo, Signore, porta il tuo regno su di noi. Porta la tua grazia e il tuo amore. Vogliamo dichiarare che tu sei santo, che tu sei meraviglioso, che tu sei glorioso, che sei potente, che sei degno di lode e di adorazione, che sei degno di tutto che siamo, che sei degno di tutto che abbiamo. Cantiamo a te, Signore, cantiamo a te che sei grande, cantiamo a te che sei potente. Grazie, Padre. Grazie. Amen. Abbiamo gli avvisi, mi pare? O no? Sì o no? Sì? Abbiamo gli avvisi? Sì? Dai. Dai, porta la Sania anche, dai. Avvisi. Subito dopo il culto avremo un nostro momento di comunione con del cibo, quindi restate tutti qui, se possibile. Cercheremo di fare anche una piccola gara per coloro che hanno i vestiti più belli. Secondo me è Luigi. Vedremo. Poi un avviso molto importante. Probabilmente il penultimo, si dice così, penultimo weekend di maggio 2026 ci sarà il nostro campeggio per giovani e adolescenti, molto probabilmente in struttura a Belluno, non quella che abbiamo fatto negli anni scorsi, una nuova struttura. Stiamo ancora per decidere gli ultimi dettagli, grazie. Poi vi daremo altre informazioni sul costo e tutto quanto, va bene? Però avete in mente che quella data lì, per l'ultimo weekend di maggio, ci sarà il nostro campeggio, ok? Non ci saranno i piccoli gruppi stasera. Altri avvisi? Il culto di Natale qui a Treviso il 25 alle 18:30. Siete tutti invitati a essere qui con noi. Altro? No? A posto? C'è un'altra canzone? Sì, facciamo una per finire bene. Quindi invito la Chiesa
Alzatevi in piedi, cantiamo l'ultima canzone, facciamo con gioia perché oggi è Natale, cioè Natale. No, io no. Io non sono solo per occasione speciale. Prossima volta, sì, prossima volta. C'è tutta la squadra, la prossima volta la facciamo. Cantiamo a Lui che vince. Vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Riscuote tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Cantiamo a Lui, questa è la grazia. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Spazza via la confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù è il Re dei Re, chi guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù è il Re dei Re. Cantiamo a Lui. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Ma i lodi al nostro Signore, che Lui merita tutto quello che possiamo offrire. Amen. Dio vi benedica.
Alleluia.